Presidente Ciambetti, il Consiglio regionale è impegnato su molti fronti, parliamo della modifica della legge 12, parliamo del collegato ambientale, parliamo anche dell'annosa questione degli enti strumentali. Ecco, quale sarà la risposta? La risposta è che gli enti che funzionano, che danno operatività, che sul territorio dimostrano di saper appunto creare situazioni di sicurezza e di anche appunto operatività come bracci operativi della Regione andranno secondo me tutelate. Quindi sono cose che andremo a fare in maniera puntuale e precisa, che andremo dopo audizioni e dopo magari anche verifiche sul campo a prendere decisioni che andranno comunque a riorganizzare la macchina della Regione del Veneto. In questo campo anche i consorzi di bonifica, che stanno dimostrando specialmente negli ultimi anni un accentuato lavoro in campo idraulico con opere anche importanti di decine di milioni di euro, stanno dimostrando di essere appunto all'altezza delle richieste del territorio. Quindi su questo io penso che appunto con i consorzi il lavoro, il rapporto sarà assolutamente positivo. Oggi abbiamo visto due grandi opere della Regione del Veneto in collaborazione con i consorzi, un rapporto virtuoso che non si fermerà qui. No, anche perché appunto uno dei pilastri anche dell'ultimo programma elettorale ma dell'attività del Presidente Zaia è proprio quella della messa in sicurezza idraulica del territorio del Veneto, e quindi a fianco ai geni civili i consorzi di bonifica hanno un ruolo importante, lo hanno avuto anche in opere appunto di grande volume finanziario ma anche di volumetria idraulica, e penso che alcune cose che abbiamo appunto nel programma della difesa idraulica del Veneto vedranno i consorzi ancora protagonisti.